Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle live splash Sibille del Mariato Veneziano, cioè domande gratuite con le Sibille e praticamente il pendolino. Vi ricordo che al martedì, e oggi purtroppo erano le 10, ma abbiamo avuto un lavoro importante da fare di come si suol dire, operativo, e quindi mi ha detto purtroppo è riuscito a liberarsi solo ora. Vi ricordo ancora, per chi è nuovo e vuole fare le domande, in Face purtroppo abbiamo dei piccoli problemi, nel senso che chi è collegato nel canale Mariato Veneziano tramite YouTube, io riesco a vedere nella piattaforma le domande, se no chi si collega tramite Face deve per forza praticamente o iscriversi a StreamYard alla piattaforma oppure iscriversi al canale YouTube. Quindi ripeto, nome e data di nascita se volete fare delle domande per le risposte con le Sibille. Nel frattempo che aspettiamo gli amici, vi ricordo ancora che stiamo in elaborazione finale praticamente di questo ebook speciale edizione radionica magica, costa 50 euro e lo si può comprare tranquillamente o prenotare tranquillamente. Siamo addirittura d'arrivo praticamente nel sito capitano.aprista.org nella sezione shop. Quindi per chi è interessato sono circa 10-12 circuiti di massima qualità che servono a migliorare o in un certo senso aiutare nella vita quotidiana. Quindi questi qui è la cosa principale. Poi vi ricordo che il prossimo appuntamento è mercoledì sera alle 20:30 con il Mariato Veneziano online sui migliori social, quindi anche di Laura Ciofini e Paola Chiarilli. Bene, quindi saluto la Claudia, buongiorno Claudia, grazie di esserti unita nel diario e nel canale YouTube del Mariato Veneziano o il Decano. Bene. Quindi, ripeto, per gli amici che ci seguono, se volete fare delle domande gratuite alla Sibille o come si suol dire, al pendolino, è gratis. Vi ricordo ancora il sito capitano.attivista.org per chi vuole invece comprare l'ebook. Vi ricordo anche gli appuntamenti di giovedì mattina ancora alle 10 e poi di venerdì alle 21:30 nel canale di Ildegarda con la nostra Ilde. Vediamo gli amici se hanno delle domande. Buongiorno Rosanna e buongiorno Marina. Bene, vedo già una domanda di una nostra amicizia che dice: ciao Marietta, volevo sapere se il mio finanziamento, se entreranno i soldi 4 marzo del 67, e certo lei è Rosanna. Vediamo un po' se entreranno questi soldi di Rosanna. Vediamo un po' se il finanziamento di Rosanna entrerà. Beh, c'è grande movimento. Beh, Rosanna, questo finanziamento sembrerebbe che per il momento ha qualche blocco. Vediamo anche con le Sibille, perché sembrerebbe di no. Facciamo un taglio e 5 carte. Vediamo per Rosanna 5 carte. Prima il taglio, vediamo, il pendolino è già stato categorico, ha detto che questo finanziamento, la prima carta è ammalato, però la mettiamo dentro, quindi già c'è qualcosa di, perché sapete che anche quelle che escono così, vediamo un po' per Rosanna il finanziamento come andrà, per Rosanna, 67, il finanziamento come andrà. Al taglio, domestico, e stanza. Beh, qui sembrerebbe che la cosa vada, insomma, è pure positiva. Vediamo un po' però le 5 carte. Conversazione, artista, lettera, sacerdote e malinconia. Beh, qui vedi, si vede che tu hai parlato anche con persone molto, come si suol dire, importanti o sicuramente che potevano darti una mano, poi riceverai sicuramente un avviso e vedi malinconia, quindi molto probabilmente hai fatto tutti i passaggi importanti, però vedi che il finale, il sacerdote raffredda un po' perché a livello legale vorrà fare le cose, o sembrerà che vorrà fare le cose, però vedi che tu poi resterai un pochettino delusa. Quindi già il pendolino aveva dato un preavviso
negativo, e anche le carte sembrerebbero, la partenza è stata buona, hai parlato con molte persone di questo finanziamento, anche con una persona molto importante o che aveva delle qualità, ma riceverai un avviso e purtroppo resterai un pochettino delusa. Quindi molto probabilmente ci saranno degli intoppi. Andiamo alla prossima. Saluto la Marina, la Claudia, poi Liberty, vediamo. Allora, vediamo Claudia, 11672, posso sapere come sarà la mia situazione sentimentale? Grazie. Vediamo la nostra Claudia, che ci segue spesso, vediamo un po'. Allora, sì bene, no o male, come sarà la situazione sentimentale di Claudia? Beh, sembrerebbe che, come si dice, in futuro le cose si sblocchino, vedi? Era un sì convinto. Adesso vediamo un po' per Claudia come saranno la sua situazione sentimentale nel futuro. Un bel taglio e poi vediamo nel futuro di Claudia come sarà la situazione sentimentale. Nemico e malinconia. Allora, il taglio in questo momento, la Claudia ha qualcuno che sta remando contro e vedi, malinconia, qui c'è che sei sotto stress, sotto pressione, c'è qualcosa che non va, perché c'è qualcuno di uomo che di nascosto sta remando contro la tua felicità. Vediamo un po', 5 carte. Vedovo, allegria, prigione, superbia e fortuna. Allora, vedi, diciamo che in questo momento c'è un distacco forte da qualcosa, da qualche persona, e poi vedi anche allegria, però vedi l'allegria è tramite, è in mezzo a prigione, allegria e prigione, c'è questa allegria che non è una cosa positiva, anzi quando questa cosa qui è in mezzo a queste due carte molto potenti, praticamente fa capire che c'è un blocco fortissimo sentimentale, però vedi, superbia che accentua e poi finale, fortuna. Io diciamo che il futuro prossimo potrebbe avere una svolta. In questo momento qua diciamo che sei sotto pressione attenagliata, chiusa, bloccata, insomma hai anche un pentimento, qualcosa con qualcuno, nel senso che è bloccata la cosa e qui vedi prigione. Superbia e fortuna danno un pizzico di, come si dice, di luce in fondo al tunnel e fanno capire che molto probabilmente, finita questa fase cupa, questa fase veramente impegnativa in cui chiaramente si sono viste le carte chiare, nette, pulite, che la cosa sarà difficile, alla fine vedi la fortuna, quindi sarai baciata sicuramente da qualcosa di propositivo. Andiamo avanti. Allora, Liberty, dopo Claudia ci abbiamo Liberty. Buongiorno Liberty, vorrei sapere di più sulla mia situazione sentimentale, grazie. Liberty, però devi scrivere la tua data di nascita e il tuo nome, perché così sembra un po' una baracconata. Quindi tutti vedi che tutti mettono il nome e la data di nascita, purtroppo Liberty mi dispiace. Andiamo avanti, l'ha messa sotto. Bene, Liberty brava. E il nome Liberty, non vedo il nome. Purtroppo se non c'è il nome tanto vale. Andiamo sotto. Buongiorno Rosa, grazie di essere venuta nella diretta. Angela, salve. Angela, vedi Liberty come si fanno le domande? Nome e data di nascita. Per correttezza verso, anche se vuoi avere delle risposte che abbiano almeno un'attendibilità del 60-70%. Angela, 200866, vorrei sapere sul mio cambiamento di lavoro. Vediamo Angela che ci chiede come sarà il suo cambiamento di lavoro. Allora, prendiamo subito il pendolino, prendiamo subito, come si suol dire, allora, sì, bene, no, ma vediamo la nostra Angela come sarà il lavoro, se il cambiamento sarà buono. Beh, molto probabilmente il cambiamento sarà positivo. Bene Angela, quindi facciamo ancora una bella stesa in cui vediamo il cambiamento di Angela, come sarà il lavoro. Voilà.
aspettate che mi metto in una posizione più favorevole perché abbiamo dovuto lavorare sodo oggi e scusate, così qui è più facile per tutti seguire l'evoluzione. Voilà. Così il vostro marietto è più comodo e può rispondere in modo migliore ai nostri amici. Bene, qua è top. Vediamo per Angela, un po' che guardo bene Angela del 67. Al taglio per l'Angela del 67 come sarà? Allora, attenzione perché qui c'è qualcosa che bolle in pentola. Tante magari promesse, vedi c'è freddura, c'è qualcuno che magari ha detto cose interessanti, però vedi alcune cosine potevano essere magari il taglio. Allora, il pendolo ha detto che sarà ok, no? Però qui si è partita con come si suol dire, come potrei definirlo? Qualcuno che ti ha detto tante cose, ma adesso andiamo in dettaglio. Però Angela mi piace, questo qui voglio fare una stesa completa. Allora, il lavoro, qui vediamo già una prima linea del passato, così, ma guardiamo bene in dettaglio, perché se il pendolino ha detto così vuol dire che un perché ci sarà. Vediamo un po' il finale. Allora, guardiamo un po'. Il passato, vediamo che c'è la carta dell'amore, carta prigione, insomma, era un'altalena quel lavoro. Un po'. Che ho un piccolo problema di tecnico, voilà, ecco. Vedi, nelle carte qui si vede che il lavoro che avevi era un po' un'altalena, perché c'era amore, prigione, imeneo, malinconia e morte, quindi si potrebbe dire che il passato è stato in quel lavoro, quell'attività che avevi, è stato un odio-amore, no? Perché c'era il contratto, poi non eri soddisfatta, alcuni blocchi, e poi molta freddezza sull'amore, cioè sulla morte. Poi vediamo il futuro, il presente. Il presente c'è stato un miglioramento, perché c'è questo del dottore che ha cercato di rattoppare questa situazione veramente dura, riceverai un messaggio, ma attenzione, Angela, qui c'è la nemica. Quindi, Angela, devi stare attento perché in questo momento se hai un'amica che sembra un'amica, stai attenta perché c'è il coltello affilatissimo e capisci che la situazione non è a tuo vantaggio, nel presente. Quindi stai attento a tutte le amiche che vengono col sorriso e poi domestico. Quindi riceverai una lettera, ovviamente, in questo momento qua, che devi stare molto attento. Però il futuro il pendolino aveva visto giusto, perché nei prossimi mesi, no? Cosa succederà? Abbiamo mica la riunione e fortuna. Quindi questa attività, questo cambiamento sarà baciato da qualcosa che sarà nella scia propositiva, con le energie giuste. Però in questo momento, cara Angela, devi stare attenta perché c'è un messaggio e una nemica che lavora contro di te. Quindi devi sempre stare con l'occhio vispo. Quindi nel prossimo futuro invece vedo che la fortuna incomincia a, in un certo senso, girare dalla tua parte. Qui c'è la riunione, molto probabilmente ti ricollegherai magari anche con gente che in questo momento non sai, ma riconoscerai che sono i tuoi amici. Il futuro prossimo invece è che vedi sospiri, donne di servizio e conversazioni. Quindi sembra che in questo posto di lavoro ci sarà qualcosa che ti darà, come si suol dire, tranquillità, parlerai con le persone, insomma, sarà una cosa positiva se pensi che siamo partiti da una situazione estremamente negativa. Ma vediamo la conclusione, perché è la conclusione alla fine che non ci interessa, ed è la conclusione che il pendolino aveva visto. Per Angela, guarda un po' Angela, avrai delle persone gelose, però ci sei tu che quindi vedi la cosa positiva, vedi deliranti, quindi ci saranno persone che parleranno anche alle spalle, però c'è donna maritata che è una carta molto importante di solidità. Quindi diciamo che
alla fine la cosa è positiva, però certamente, perché anche se è partito da una situazione estremamente pesante, quindi io direi che alla fine è più un sì positivo che qualcosa di veramente pesante, perché stai uscendo da una situazione che ti ha fatto veramente stare male, in apprensione, insomma, hai avuto dei blocchi anche se c'era un contratto, qualcosa, però diciamo che il futuro sarà sicuramente meglio del passato. Attenzione a persone gelose e attenzione che hai una nemica in questo momento che ti sta curando le spalle, anche se sembra un'amica. Attenzione, parati bene tutto quello che si può parare. Bene, andiamo avanti alla prossima. Tamara. Buongiorno Tamara. Tamara poi cancella anche la domanda, io do sempre questo consiglio per la privacy delle persone, perché chi lascia il cognome giustamente fa benissimo perché così le domande diventano più attendibili, ma non voglio che poi qualcuno venga a sbirciare, capite com'è, no? Tamara, futuro amore, c'è qualcuno per me di decente? Tamara hai fatto una bellissima domanda, queste sono le domande che piacciono a me, chiare, nitide, cioè bisogna in un certo senso non prendere tutto quello che passa al convento, non tutto quello che arriva come un pifferaio magico, ma bisogna andare in profondità a capire se vale la pena, il santo vale la candela, no? Perché se si va dietro tutti i narcisisti, tutti i furbacchioni di questo mondo, capite anche voi che la situazione diventa difficile poi nel tempo, no? Bene, vediamo un po' se per la nostra Tamara del 74 c'è qualcosa di interessante per il futuro. Cambio pendolino. Sì. Vedi? Il pendolino per Tamara è posizionato nella posizione top. Quindi diciamo che Tamara c'è qualcosa. Ma andiamo in dettaglio con le nostre sibille, chiacchierine, e vediamo per Tamara del 74 se c'è qualcosa che veramente vale la pena, oppure anche chi è vicino, magari che suona il piffero, è solo una perdita di tempo e fa solo disastro nella nostra vita sentimentale. Vediamo un po'. Allora, per Tamara cosa si prospetta in futuro? Allora, viaggio e dispiacere. Allora, in questo momento c'è stato o hai fatto un viaggio, oppure c'è stato un cambiamento duro, molto duro, che ti ha fatto piangere, molto. Perché il viaggio può essere inteso in cambiamento oppure in un viaggio proprio che ti ha fatto dispiacere. Comunque, in ogni caso, non fai salti di gioia, vedi? In ogni caso sei in un certo senso triste in questo momento. Però nulla è perduto. Vediamo un po'. Morte, lettera, superbia, ladro, la riunione. Poi, per vedere, artista, maggio. Allora, per la Tamara vediamo un po'. Allora, il passato ha iniziato subito con qualcosa, una bloccatura, vedi? C'è stato, se avevi un compagno o una speranza, c'è stato qualcosa, vedi, morte subito. Quindi c'è stato un cambiamento brutale, un messaggio, qualcuno che avrà scritto una lettera o ha avuto una comunicazione, poi vedi superbia e ladro. Con la lettera hai avuto un blocco fortissimo, vedi qui. Queste 4 carte sono 4, come si dice, sigilli pesanti, molto pesanti, che ti hanno bloccato e infatti abbiamo visto che hai pianto molto. Quindi ti hanno bloccato o, anche se non te ne sei accorta, hai avuto veramente qualcuno che ha lavorato alle tue spalle. Ma poi sembra quasi che con questa persona ti sei riunita, però stai attento perché il passato è da incubo. Però alla domanda se vedo qualcosa di positivo per te nel futuro, e qui andiamo adesso. Il passato, insomma, si è visto che hai sofferto molto, ma vediamo il presente. Beh, il presente, tu stai conoscendo qualcuno di interessante o lo conoscerai, ed è una persona ok. È una persona ok perché c'è l'artista. Quando c'è l'artista, Tamara, si va sul sicuro perché è una persona che ha qualità. A qualità come si suol dire, si emerge sopra gli altri. È una persona che ha una marcia in più. E poi vediamo una carta importante, omaggi preziosi. Quindi, per forza di cose, è un dono.
e vediamo che tu stai sospirando. In questo momento tu sei in attesa quasi di questa persona che molto probabilmente già conosce, in questo momento devi essere lì vicino a te o già conosci, perché per vedere sospiri e in mezzo c'è questo personaggio. Chiaramente quello di prima, se c'era un altro, o lui non può aver avuto una metamorfosi così importante, sicuramente non è lui, perché quello di prima ti ha fatto soffrire in un modo da incubo. Vediamo il futuro prossimo. Che cosa c'è? Ci sono delle carte un po' così, perché vedi, domestico sarà una persona che sicuramente si darà da fare, però vedi che c'è gelosia, molto probabilmente tu sarai un pochettino gelosa, però lui sarà fedele, vedi che c'è fedeltà, quindi devi stare attenta, scusa Tamara, perché il tipo vale, il santo vale la candela in questo caso qua, e attiverai dei meccanismi di gelosia, che però vedi, poi nel futuro prossimo, i prossimi 6 mesi, visto che lo incontrerai molto, o magari già nel tuo raggio d'azione, nel tuo perimetro sentimentale, vedi che abbiamo prigione, stanza e speranza. Quindi ci saranno dei piccoli blocchi, però tu sarai, ma non so come definirli, perché sono due carte che stanza e prigione cozzano, no? Perché uno dice che ci sarà un blocco, però è un blocco sicuro e tu sarai ancora speranzosa. Quindi vuol dire che quel tipo lì, che io ti ho detto è una persona ok, e se te lo dice Marietto alle 11 più o meno ci devi credere, perché se lo dicono le sibille io ripeto solamente, no? Io direi che il personaggio vale la candela e quindi qui tu ti vedi speranzosa, non perché hai ascoltato il Marietto, ma perché tu dentro di te vedi che ha delle qualità. E il finale dice tutto, il pendolino ha detto sì, e adesso vediamo il finale, Tamara. Il finale è così, riceverai un messaggio, parlerai molto, lui, in questo caso possiamo dire lui, avrai molta comunicazione con lui, però avrai dei pensieri, però vediamo che c'è una vecchia signora che sta a indicare sicurezza, sta a indicare anche, come si suol dire, conoscenza, competenze, quindi con questo tipo qui tu parlerai molto, lui molto probabilmente sarà in un certo senso riflessivo, valuterà molto questa unione, quindi dal mio punto di vista sei partita in una situazione estremamente svantaggiosa, cioè praticamente col freno tirato a mano, no? E la retromarcia inserita, perché qui si è visto proprio che hai avuto una situazione dura. Incontrerai, o se non lo incontrerai, è già lì vicinissimo, una persona che il santo vale la candela, quindi vai, apriti tutto, poi avrai dei momenti di gelosia, dei piccoli blocchi, e chiaramente le sibille parlano nel raggio di 6 mesi massimo, e quindi alla fine ci sarà, forse molto probabilmente parlerete molto e definirete alcuni parametri della vostra vita. Questo è nel raggio di 6 mesi. Poi il pendolino ha detto di sì, quindi per forza di cose, Tamara, la cosa dovrebbe funzionare. Mi raccomando, diplomazia, perché questo che sembra la persona ok. Bene, andiamo avanti. Marina 31 10 riuscirà a migliorare le mie finanze personali. Vediamo per Marina se riuscirà a migliorare le sue finanze personali. È una bella domanda. Chiara Pulita, vediamo un po' la nostra Marina, dove è andata, eccola qua. 31 10 75. Vediamo un po' il pendolino. Posizioniamo per Marina del 75, vediamo un po'. Marina sembra proprio che in questo momento ci siano dei blocchi forti. Facciamo un taglio veloce, perché sono domande semplici, questo qua. Anzi, faccio anche 5 carte per essere più sicuro, Marina, se voglio essere sicuro per Marina se migliorerà la situazione finanziaria. Per Marina si migliorerà la situazione finanziaria. Falsità e morte. Marina, in questo momento c'è proprio un blocco totale, c'è proprio un blocco totale al massimo. Sono 2 carte da pesi massimi negative,
Quindi la situazione sarà dura, ma vediamo il futuro. Domestico, bambino, superbia, ladro, messaggio. Facciamo solo 5 carte perché già Pendolino ha detto no, di qua anche il taglio era di quelli. Allora, vedi, domestico, bambino, nascerà qualcosa, però ci sarà un blocco e riceverai un messaggio, chiaramente, che con queste carte non farà presagire niente di positivo. Quindi io direi che in questo momento, per Marina, non vedo dei grandi sblocchi. Stai attento però che se qualcuno ti promuove qualcosa anche a livello finanziario, stai attento che però, vedi, bambino sarebbe positivo, ma seguito a superbi e ladro cercheranno anche di, in un certo senso, imbrogliarti. Quindi, Marina, devi avere una strategia molto di lungo respiro, mettersi il cuore in pace, che se qualcuno ti viene a offrire qualcosa, metti in mano anche te, le 4 frecce e bloccati lì, perché la situazione sarà di un tipo che farà più bene. Andiamo avanti. Prego Tamara che ha fatto. Bene. La Rosa ci fa una domanda, riuscirò tra un mese a scendere a casa del mio figlio? Facciamo solo con Pendolino e un taglio. Rosa ci fa una bellissima domanda se riuscirà a scendere tra un mese da suo figlio. Allora Rosa, il Pendolino fa capire che ci sono degli intoppi, alla fine ci arriverai, se non è un mese sarà 2 mesi, però ce la fai, però ci sono degli intoppi potentissimi che con il Covid, questo pacco del Covid, chiamiamolo come volete, che bisogna stare attenti, vedete che vostro che Marietto sempre usa anche la mascherina online, perché non si sa mai che qualche virus informatico in questo caso attacchi il vostro Marietto e il vostro Marietto ci vuole essere sempre con noi, no? Allora il vostro Marietto, che è così intelligente che ha capito che i virus possono anche arrivare online, si è già premunito, no? A parte la battuta, bisogna la mascherina. Comunque, per ritornare a Rosa, fatta la battuta, bisogna, secondo me ce la farai Rosa, però vediamo il taglio. Non sarà un mese, magari qualcosina in più, per Rosa, se riuscirà a raggiungere il proprio figlio. Un mese. Allora, amica e dottore al taglio, quindi vediamo già che non sarà facile, ci sarà qualcosa da rattoppare e molto probabilmente magari avrai un aiuto da qualcuno, però insomma non è una cosa liscia, però vediamo 5 carte per Rosa. Beh, viaggio, speranza, fedeltà, vecchia signora. Le avessi tirate fuori apposta, stavamo parlando di un viaggio e la Rosa c'ha il suo viaggio. E qui sei qui, che stai sperando di partire, vedi che c'è ancora la signora che ti vuole aiutare, però vedi, se vedo. Cioè qui stiamo proprio parlando, le sibille in questo caso qui sono state onestissime, neanche le avessi cercate io nel mazzo, perché vedi, tu chiedevi di un viaggio e sei qui, sei speranzosa, vuoi andare perché in fondo c'è fedeltà, sicurezza e molto probabilmente ti sta aiutando, vedi anche viaggio, vecchia signora, ti vuole aiutare, però vedi, alla fine resterai, molto probabilmente, non è fra un mese. Le carte hanno parlato chiaro, il viaggio lo stai maturando, sei speranzosa, però c'è questo vedovo che, vedi, parla anche di lontananza, quindi è più un no? Il viaggio ci sarà, ma molto probabilmente non è un mese, no? Poi, le avessi cercate apposta io, le sibille molte volte, cavoli, sono dure, ma sono così. Quindi lo farai, ma non subito. Andiamo avanti. Barbara, è precisa, la Liberty mi scrive così, sembra che siamo baracconi. Via, adesso Barbara, va bene Barbara, per questa volta ti perdono, dici Ave Maria, ma la risposta te la do. Allora, Barbara, vediamo un po'. Buongiorno, scusi Barbara. Allora, Barbara, vediamo un po' perché tu dell'1382 vuoi sapere di questa situazione sentimentale. Grazie mille, l'ha scritto però effettivamente vale la pena dirmi grazie mille. Bene, adesso vediamo per Barbara.
La sua situazione sentimentale, sì, bene, no, male. Vediamo un po' la nostra Barbara. Barbara, cosa mi tocca vedere la mia età? Barbara. Allora, sì bene, no male vuol dire che in questo momento, anche se c'è vicino qualcuno che non lo sa, mi ha detto non sa, ma vediamo le sibille, insomma la situazione, mi è uscita una carta che è andata a rovescio, dopo la cerchiamo. La situazione, guarda, anche se ti promette mare monti, ti mette in autostrada, stai attenta, perché il marietto già visto che è colpo indovino. Qui lo dico, qui lo nego, perché se poi è un armadio mi viene a cercare, per questo metto una scritta. Bene, vediamo un po' la nostra Barbara, la sua situazione sentimentale. Ammalato e morte. Barbara, neanche le avessi cercate apposta, ammalato e morte. In questo momento siamo in una situazione veramente pesante, direi veramente, vedete. Qui faccio 5 carte, Barbara, perché già ho visto, no, che la situazione è pesante. Speranza, bambino, artista, deliranti e consolante sorpresa. Allora, Barbara, guardiamo un po' la situazione. Tu sei speranzosa e nascerà qualcosa di buono con questo, cioè hai vicino qualcuno che sembra una Formula 1, no? Però hai già visto al taglio che la situazione è insomma, da Dario Argento, insomma, quei film lì che lasciano un po' la tremarella se non accendi tutte le luci in casa, non puoi sentire tutti i rumori strani. Però vedi che c'è deliranti. Sembra che questo artista che conosci abbia vicino qualcuno che lo stia depistando. Però sta per nascere qualcosa, sei speranzoso, qui c'è qualcosa. L'artista è veramente un personaggio che vale. Poi vedi che hai consolante sorpresa e quindi io direi di approfondire. Per la Barbara direi di approfondire perché faccio altre 4 carte, anzi le faccio complete perché sono curioso anch'io di vedere questo tizio qui che è spuntato, se è un tipo che vale la pena o ha ragione il pendolino. Via, per la nostra Barbara, vediamo un po' cosa dice. Mercante, Belvedere, questo qui era girato prima, denaro, fedeltà, questo è presente, futuro. Beh, allora, diciamo che da Barbara nel passato ha conosciuto qualcuno che però questo qualcuno a un certo punto aveva qualcuno che lo, come si suol dire, lo stava depistando, qualcuno magari qualche amicizia, e alla fine magari è nato qualcosina. Il presente, beh, questo qualcuno, vedi che c'è la carta del mercante, tu sei qui per vedere che stai speranzosa, e anzi ci sono delle carte molto positive per il presente, anzi sicuro che sono positive, perché vedi c'è fedeltà, denaro, che è un'unione interessante questa qui, di questo tizio che sembra che è conosciuto e che un po' si fa trascinare. Quindi io la vedo già questa unione, molto probabilmente ce l'hai vicino. È un tipo anche pragmatico, è un tipo molto pragmatico. Insomma, il presente, se non ti conosco, Barbara, però se c'è vicino qualcuno, è una persona valida. Qui lo dico e qui lo ripeto. Per il futuro prossimo, vedo però qualcosina. Vedo qualcosina un po', vedi che ti vedo in pensiero, non so se lui o sei tu, e poi vedi che c'è viaggio, cioè c'è un cambiamento e conversazioni, quindi diciamo, si può interpretare in vari modi questo, perché chiaramente non ti conosco, però quella persona che hai conosciuto è valida, molto valida, si fa un po' depistare, però vedi che ti lascerà, o lui ha dei pensieri verso di te, e ci sarà un cambiamento perché parlerà con qualcuno, e qui, Barbara, e qui devi stare attenta, perché qui lo dico e qui lo ripeto e non lo nego, qui vedo entrare in scena una terza persona. O sei tu la terza persona. Adesso io non voglio mettere le mani, metto le mani sul fuoco dei miei vicini di casa, ma non le mie, perché qui cosa succede, Barbara? Vedi? Allegrezza di cuore sta parlando che c'è una persona con 2 uomini.
Poi vedi giovane fanciulla e gran consolazione. Qui sembra quasi, o lui, questa persona, ha una terza donna, no? O tu, cioè, una seconda donna, mi spiego meglio, o tu in un certo senso ne avrai due, nel senso, capisci, giovane fanciulla. Quindi qui è ancora da valutare bene, perché il tipo vale la pena, però qui ci sarà un cambiamento nei prossimi 3 mesi, e quindi a questo punto qui noi potremo vedere che o in un certo senso ci sarà un'entrata di una concorrente, no? Ma non sembra, perché alla fine c'è gran consolazione, è una concorrente giovane. Ci sarà questo cambiamento di pensiero fra 3 mesi, no? Perché lui parlerà con qualcuno e sembra che entri una new entry, donna giovane, no? Però vedo che alla fine c'è questa gran consolazione che sei tu. Che sei tu. Quindi sembra quasi che ci sia un cambiamento. Adesso in questo momento c'è una persona valida, ma nel futuro c'è una nuova entrata, che metterà un po', vedi, cambiamento, viaggio, conversazione, metterà un pochettino di subbuglio. Quindi il sintesi per il momento è questo: c'è una persona importante nella tua vita che ti è vicino, starà in pensiero nei prossimi tempi, e ci sarà un cambiamento che porterà una new entry, una persona che non si capisce bene in questo momento se sei tu o è un'altra persona che entra in gioco, però vediamo il finale, perché è importante capire il finale. E il finale è dalla tua parte. Il finale è dalla tua parte, perché vedi, lettera, messaggero, quindi saranno più messaggi che parlerai con lui, allegria e fortuna. E a questo punto vuol dire che molto probabilmente, vedi, sono carte importanti che con questa persona qui che incontrerai, o io non metto la mano sul fuoco mia, ma del vicino di casa, molto probabilmente conosci già, è lì vicino, ed è una persona valida, che vale la pena investire, non è un fuffa in un certo senso. Quindi alla fine scambierete molti messaggi e avrai la fortuna dalla tua parte. Bene, la Barbara gli ho fatto una filippica, se lo meritava perché ha scritto il nome e cognome giusto alla fine. Bene, andiamo. Mary, buongiorno, vorrei sapere se ci saranno dei cambiamenti a livello sentimentale. Al momento sono sola. Vediamo. Brava Mary, così è ancora del 78. Vediamo bene il dettaglio della Mary. Queste sono domande, mi piacciono tantissimo quelle domande precise, perché fanno capire poi tutto della Mary del 78. Allora, Mary, eccola qui la nostra Mary, e va, faccio ancora la Mary e poi mi fermo per il semplice fatto che ho già straforato, ma ve lo meritavate perché mi avete aspettato, visto che sono arrivato in ritardo. Per la Mary vediamo se ci saranno dei cambiamenti, perché a questo momento è sola. Allora, Mary, in questo momento vedo molto blocco, vediamo in futuro. Ma diciamo Mary, adesso facciamo una spesa completa per la Mary perché se lo merita. Ho fatto una bella domanda completa. Allora, vediamo un po' la Mary se avrà qualcosa di valido oppure no. Vediamo. Imeneo è donna maritata. Qui c'è qualcosa che vuole in pentola, perché vedi? Il Mineo è una carta bella, molto bella, donna maritata. Mary, sei sola, dici, però sembra quasi che stia arrivando qualcosa di importante. Vediamo un po'. Viaggio, gelosia, gran signore, giovane fanciulla, prigione. Hai ragione, Mary. Vediamo un po'. Allora, qui c'è sempre questo, scusate un attimino che ho dei problemi tecnici. Vediamo bene la risposta per la Mary. Allora,
Cosa ci dice il passato? Il passato ci dice che effettivamente conoscevi qualcuno di importante, un gran signore, un gran personaggio, poi però vedi c'è stato un cambiamento, molta gelosia, poi questo signore deve aver conosciuto, c'era una donna giovane che gli girava intorno e poi è arrivata alla prigione, cioè il blocco totale, no? Quindi diciamo che molto probabilmente una volta conoscevi una persona molto insomma importante, sotto qualsiasi più grande magari di te e con delle qualità importanti. Adesso come siamo? Adesso Mary tu secondo me conosci qualcuno e lo stai anelando. Lo stai anelando, è una persona che ha qualità perché vedi, guarda qua, c'è artista e tu che stai sospirando. Però attenzione Mary, ti dico già che non metterci troppo entusiasmo perché vedi che c'è denaro che sta anche, però c'è dispiacere, quindi molto probabilmente questa persona a cui magari hai un contatto alla fine attualmente sarà in un certo senso negativo perché ti lascerà con la mano in bocca, quindi non contare troppo su questa persona che stai conoscendo o hai conosciuto o conoscerai, perché può essere magari questione di settimana che conoscerai qualcuno che ti farà in un certo senso inebriare il cuore, però alla fine lascia stare perché abbiamo dispiacere. Il futuro come sarà a livello sentimentale? Il Marietto ti dice stai molto attenta. Mary stai molto attenta perché vedi c'è lettera, disgrazia e casa. Vedi queste tre carte? Lettera vuol dire che comunicherai con questo, però vedi alla fine sembra quasi che ci sia un blocco. Casa potrebbe essere positivo, però vedi riceverai da questa persona che conosci o conoscerai in futuro o stai conoscendo dei blocchi importanti che naturalmente ti faranno felice. Nel futuro prossimo, vedi, ci sei sempre tu che stai sperando, ci sarà l'intervento di una signora più grande, vedi, tu che speri sempre in questa conoscenza, però vedi che c'è delirante e qualcuno che si fa in un certo senso portare in giro, nel senso che potrebbe pettegolezzi, robe del genere, che non portano un granché. Sul finale però cosa vedo? Vedo che il finale, Mary, è dalla tua parte. Quindi se prima stiamo lavorando grosso, no, il pendolino dobbiamo forse sconfessarlo per i prossimi 6 mesi. Perché? Perché questa persona che conoscerai o conosci, no? Alla fine vedi che hai speranza, tu sei speranzosa, sei una donna che ci crede, domestico, messaggio e donna maritata. Molto probabilmente, vedi, donna maritata, se questa persona, adesso io non conosco la Mary, però diciamo che, perché qui non si riesce a capire il tipo se è sposato o meno, però diciamo che vedi donna maritata, domestico, speranza, riceverai messaggi e c'è questa donna maritata che potrebbe essere interpretata in 2 modi: o si chiude e si stringe con qualcuno di veramente interessante, oppure potrebbe essere una minaccia esterna, no? Perché questo uomo effettivamente vale il santo, però purtroppo continuerete a messaggiare, a parlare, citofonarvi, telefonarvi e quanto vuoi, però ti lascerà sempre nei prossimi 3-6 mesi qualcosa, l'amaro in bocca, ti farà piangere. E quindi il consiglio del Marietto che cos'è? Il consiglio del Marietto è che per i prossimi 3-6 mesi stai attenta perché quello che conosci o conoscerai è una persona valida, ma saranno molte lacrime e anche Pendolino ha detto di no, quindi mettiamoci il cuore in pace che per i prossimi 3-6 mesi la cosa sarà impegnativa, quindi non ti voglio illudere. Tutto quello che conoscerai sarà veramente, secondo Marietto, interessante, però ti porterà un pochettino di dispiacere, quindi capisci che devi metterti il cuore in pace. Bene, cari amici, il Marietto vi ripete, questo è l'ebook special a 50 euro nel sito del capitano.altavista.org, siamo arrivati in finale, chi vuole prenotarsi può già pagarlo, siamo quasi a metà dell'opera, ogni ebook è personalizzato, speciale per le persone che lo acquistano. Il vostro Marietto vi ripete che
ci saremo o ci sarà il Marietto mercoledì sera, cioè domani sera alle 8:30 per chi non ha potuto fare le domande. Se volete invece su WhatsApp una consulenza personalizzata di 45 minuti, il Marietto c'è, seguite sempre le pile del vostro Marietto, oggi ne farò qualcuna ancora per rispondere a varie domande sul tubo. Bene, cari amici, io penso di aver detto tutto, vi ricordo ancora che poi alle 21:30 di venerdì avremo la nostra Hildegarde Sibille gratuite e se volete magari avere delle conoscenze esoteriche gratuite di Cabala o di esoterismo o di ermetismo, potete seguire il canale YouTube di Marietto Veneziano e il canale YouTube di Hildegarda o i nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici, per il momento è tutto, mi dispiace se non ho potuto rispondere a tutti, ma vi aspetto al giovedì mattina o al mercoledì alle 20:30 sui canali migliori Laura Ciofini, Paola Cherilli e tanti altri che ci permettono di postare i nostri link del canale. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.